la massima generosità fino al sacrificio del bene della vita. A loro rendiamo onore e dedichiamo questa giornata. Il Corpo Nazionale, per il ruolo che svolge delle sue componenti permanenti e volontaria, occupa una posizione fondamentale tra le strutture operative dello Stato, chiamate ad assicurare la sicurezza allargata della comunità. È una missione importante e ne siamo tutti consapevoli. Volgendo lo sguardo in avanti, verso gli impegni e le sfide che ci attendono, ritengo che occorra puntare per il futuro sul massimo coinvolgimento del Corpo Nazionale, quale elemento propositivo per la promozione della cultura della sicurezza e per la creazione di un nuovo atteggiamento protettivo, in grado di collocare la pubblica incolumità al centro dell'agire quotidiano di cittadini e istituzioni. In una società che continua ad evolversi a reti veloci e a trasformarsi secondo il progresso della scienza e della tecnologia, noi tutti dobbiamo vivere i cambiamenti con profonda e lucida convinzione. Solo con la capacità di operare scelte responsabili possiamo vincere la sfida del futuro sul piano del soccorso pubblico e della prevenzione. Il nostro Paese ha saputo edificare un sistema evoluto di gestione delle emergenze in grado di dare immediate, efficaci e risolutive risposte con esperienza d'avanguardia dello scenario internazionale. Ed in questo sistema il Corpo Nazionale, grazie alla sua presenza su tutto il territorio, svolge un ruolo essenziale. A quanti, pur avendo concluso il percorso professionale, continuano